Assessore Corazzari, terza tappa di questi Stati Generali della Pesca del Veneto, siamo a Caorle, oggi parliamo di programmazione europea e nazionale, dal FEAMP 2014-2020 al FEAMPA 21-27. Beh, è un'occasione importante che naturalmente coinvolge questa località della Laguna Nord di Venezia e per noi è l'occasione per parlare della prossima programmazione del FEAMPA. Chiaramente è una sfida che il mondo della pesca del Veneto vuole cogliere, ovvero di riuscire a rendersi partecipe di quelli che saranno gli indirizzi della nuova programmazione europea, che noi insieme a tutti i livelli istituzionali, ministeriali ed europei cercheremo di modificare o comunque di strutturare sull'ambito di proposte che emergeranno anche da questi stati generali sulle caratteristiche che ha la nostra pesca, una pesca che è dinamica, un'acquacoltura dinamica, che ha delle caratteristiche peculiari in Italia, che vede il Veneto come regione leader a livello nazionale in molti settori e sicuramente in un'ottica di imprenditorialità e di capacità di adeguarsi e di adattarsi anche alle sfide che i nostri tempi impongono, in particolar modo quella della pesca sostenibile, dell'acquacoltura sostenibile e del rispetto di quelle che sono le direttive e le indicazioni che ci arrivano a livello delle istituzioni europee. I nostri pescatori sono pronti, già hanno un'esperienza in termini di gestione della risorsa ittica e di gestione del mare, di pulizia del mare dalle plastiche, dai rifiuti, di edificazione delle lagune, che quindi li può vedere partecipi e protagonisti in questo percorso. Chiaro che occorrerà riuscire a far sì che le risorse siano adeguate, per noi quindi è anche un momento funzionale a quelle che saranno poi le decisioni che verranno prese. Assessore, in questi giorni due sono state le parole più utilizzate, una ovviamente sostenibilità e altra è condivisione, unità, e mi sembra che da queste 3 giornate, poi domani ci sarà quella conclusiva, l'unità di tutto il comparto sia evidente e sia assolutamente non in discussione. Beh, devo dire che c'è stata una risposta straordinaria dal mondo della pesca, da tutto il mondo delle associazioni, i pescatori, i rappresentanti delle associazioni sindacali, quindi è un mondo che vuole essere ascoltato. L'occasione degli Stati Generali della Pesca è quello di parlare per 4 giorni di pesca, per mettere il tema della pesca al centro dell'agenda e anche della discussione, consapevoli che è un tema non limitato solo a questo settore, ma che riguarda tutta la nostra comunità, tutto il nostro sistema economico. Dal lavoro dei pescatori abbiamo la qualità del prodotto, la gestione del mare e delle lagune e la sicurezza alimentare per il consumatore. Quindi parlare di pesca significa parlare di un tema che deve essere vicino a tutta la nostra comunità.